Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati cari amici delle stelle nell'appuntamento con l'oroscopo di Radio.0. Anche in questo giovedì 18 marzo, augurandovi una buona giornata, vi auguriamo anche buon ascolto. Ariete, tutto oggi vantaggiosamente gira intorno alle finanze, un po' sottotono vostro parere, ma la stabilità economica è un valore da conservare. Vorreste volare più alto, ma è necessario avere un appoggio solido per ora in grado di farvi prendere la rincorsa. Toro, bella giornata in cui l'insoddisfazione rimane in sottofondo grazie al partner, agli amici e a una lieve risalita economica che fa ben sperare. Corteggiata da una serie di astri luminosi, la luna nel vostro segno vi guida con mano sicura verso il successo. Gemelli, avete 1000 intuizioni e il tempo per metterle in pratica, potete imbarcarvi in nuovi progetti tenendo comunque la calcolatrice a portata di mano. Nella vostra mente il sogno è verso un cambio di look, pensateci bene, iniziate a organizzare il tutto, potrete acquistare fascino e sex appeal. Cancro, in sestile al Sole, a Nettuno e Venere, la Luna dal Toro vi dà una mano a rendere manifeste le emozioni e così armonia ritrovata anche in famiglia. Complice un ambiente sereno e affettuoso, l'umore è allegro, il partner rassicurante e il futuro roseo. Leone, la luna in Toro disarmonica a Giove è insufficiente per crearvi serie noie, ma sospettosa quanto basta per insinuare dubbi sulla condotta del partner. Sulla scia dell'insoddisfazione cogliete quindi la palla al balzo per analizzare anche il disagio che avvertite. Vergine, complici gli aspetti favorevoli, la luna in Toro vi mette nella condizione ideale per rilassarvi e riprendere il filo delle coccole con la dolce metà. Acquistando sicurezza in voi stessi, gli altri diventano così alleati e le critiche si rivelano input costruttivi. Bilancia, la serenità è una conquista facile quando a prevalere il desiderio di realizzare insieme un felice connubio senza prevaricazioni né rivalità. Per migliorare il rapporto di coppia, nutrite la relazione con piccole sorprese, tenerezze e intimità. Scorpione, Giove e la Luna innescano confusione e incertezze. Fortunatamente l'amato bene, paziente, sensibile e innamorato si prende cura generosamente di voi. Avete un amore prezioso che va salvaguardato, non è un falso ma oro a 18 carati, quindi fidatevi. Sagittario, con un occhio al vicino weekend e l'altro alle carte che ingombrano la scrivania, optate per la scelta più saggia, prima il dovere poi il piacere. La pace domestica è un traguardo facilmente raggiungibile grazie alla vostra e altrui disponibilità. Capricorno, stabile e rassicurante la luna in Toro, ma vivacizzata da Venere infonde un tocco di colore anche alle abitudini radicate. Una telefonata in arrivo oggi sarà particolarmente gradita, approfittate poi di una pausa per sperimentare ricette tradizionali rielaborate con un pizzico di fantasia. Acquario, i grattacapi più consistenti ve li procura oggi Giove nel segno, che con una quadratura alla luna in Toro vi confonde testa e cuore. Difficile oggi conciliare sogno e realtà, alcune aspettative verranno deluse, alcune spese invece saranno proibitive e le golosità sono da tenere sotto controllo. Pesci, una corrente di simpatia passa tra la Luna, Nettuno e Venere, riattivando gran parte delle vostre sicurezze, occasioni d'oro nella vita e anche in amore. Buon fiuto e colpo d'occhio negli acquisti e negli affari, gestiti con abilità e apparentemente senza sforzo. È tutto dalle stelle di Radio.0 per questo giovedì, vi auguriamo una buona giornata e naturalmente buona fortuna! Radio.0, La miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0